Si gioca allo stadio Fiorilli di Casteldaccia la sfida tra i padroni di casa di Mister Marco Mineo e un Cus Palermo alla ricerca di punti dopo una striscia di risultati negativi. Il terreno di gioco è quello appunto del Fiorilli dove inizia la partita e subito i padroni di casa vanno alla ricerca del gol del vantaggio come stiamo per vedere dalle nostre immagini. Qui una palla recuperata con lo scambio che vede ancora Fruci, il quale cerca di liberarsi, va al tiro, blocca Carnevale, poi riesce in qualche modo a liberare la difesa del Cus. Calcio di punizione per i nero-giallorossi con Aliotto che scodella in mezzo il colpo di testa e la palla che non trova la via della rete con Fofana che ci prova. Poi lancio lungo, ancora una volta per Fofana, minuto 22, solo davanti al portiere ma viene chiuso in maniera provvidenziale dalla difesa Amaranto. Calcio d'angolo adesso dall'altra parte per la formazione di casa con la palla che spiova in aria. C'è una conclusione da parte di Monti, respinge sulla linea forse Carnevale, forse Aliotto. Fatto sta che il Cus Palermo si salva ancora una volta, minuto 40, cerca l'uscita palla al piede la squadra di Mister Colombo che però sbaglia dando la possibilità al Casteldaccia di attaccare ancora una volta. La palla messa al centro per Monti che si gira molto bene, calcia col sinistro, la palla si perde fuori, non di molto. In chiusura di primo tempo, opportunità importante per il Cus, minuto 44, con la fuga sulla destra di Terrasi, il quale riesce anche ad arrivare sul fondo, mette al centro il pallone che viene allontanato, conclusione respinta, la palla finisce sui piedi di Tomasino, a tu per tu col portiere, non trova il gol del vantaggio, ma Cus che un minuto dopo viene ulteriormente colpito, fallo di Capitan Carollo che era già ammonito, secondo cartellino giallo per lui e formazione ospite che giocherà tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, ma prima c'è da vedere il calcio di punizione da cui è scaturito il rosso a Carollo. La punizione battuta da Minnone, il direttore di gara lascia battere la punizione che viene calciata fuori misura. Si chiude così il primo tempo. Nella ripresa subito un calcio d'angolo in favore del Casteldaccio con la palla che spiova in aria e Carnevale si deve superare per negare l'1-0 al Casteldaccia di Mister Mineo che qui subisce un attacco. Passano tanti minuti, si arriva a 5 minuti dalla fine. Fofana scatta sul filo del fuorigioco, riesce col pallonetto a calciare ma non trova la porta. Occasionissima per il Cus che qui deve difendersi. Minuto 87, altra occasione nel cuore dell'area per il Casteldaccia, la palla che arriva sul fondo e viene addirittura colpito un giocatore Amaranto. Occasionissima, gigantesca per la squadra di Mineo che poteva vincerla a 3 dalla fine. Siamo già in recupero con questo nuovo tentativo, con questa conclusione che però si perde docilmente tra le braccia di Carnevale e dopo 4 minuti di recupero e dopo quest'ultimo tentativo però non trova sbocchi per il Casteldaccia, finisce la partita 0-0 al Fiorilli. Un punto importante soprattutto per gli ospiti. Il Casteldaccia non riesce a vincere. Da Sportisir è tutto, alla prossima.